Ciao imbruttiti, oggi sono a Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza e ho scoperto un personaggio che rappresenta tutta la creatività veneta. Lui fa delle cose meravigliose, ma ne ha fatta una che vi lascerà totalmente a bocca aperta. Andiamo a vedere. Sono qui con Giuliano Negretto, lui ha 48 anni, fabbro da una vita, fa delle cose veramente uniche, vi racconto la sua storia, andiamo a vedere. È una spada nella roccia dove ho messo delle rose in acciaio. È un significato interessante, cioè sconvolge totalmente cos'è il significato dell'arma. Sono tutte cose fatte a mano, pensa solamente a ogni fogliolina, ogni petalino, fatte tutto a mano, tagliate, sbalzate col martellino, saldate. Una settimana per fare le rose e un'altra settimana più o meno per fare le spada, grosso modo. Io vado a colorare, però non è colore, è calore. Questa è una tecnica che uso io, che è un po' il mio stile. Con il calore della fiamma ossidrica io scaldo il metallo, l'acciaio in questo caso, ed escono i colori. Questa è la scritta che ho fatto stamattina. Parti dal giallo, un po' di rosso, un po' di blu, viola. Tutte le mie opere hanno un tocco di calore e il mio motto è appunto non è colore, ma è calore. Istanti in cui il metallo prende colore, si scalda e prende colore. Fiamma ossidrica, però in gergo è detto canello. Canello da Montecchio. Mi sono inventato anche il termine per definire un po' il mio stile, che è calorismo. Andiamo a calorare, diciamo, per colorare. Tutto made in Veneto questo è. A me è sempre piaciuto il fuoco, lavorare con la fiamma e il fuoco, perché lì quando io accendo il fuoco mi si apre un mondo e comincio a lavorare, fare, estrapolare quello che ha dentro l'acciaio. L'acciaio, una volta sistemato, trattato, quello che devi fare è eterno. Uso gli attrezzi che ho, un trappanino, questa è una cesoia, c'è una lama tipo a ghigliottina, troncatrice, praticamente è una sega a nastro. Questa è l'incudine appunto del fabbro, tu puoi darle pieghe. Adesso mentre ti aspettavo sto disegnando un quadro, mi disegno l'ipotetico quadro, bene o male cosa ho in mente di realizzare. Lo taglio, lo sistemo perché il bordo deve essere limato, altrimenti taglio, e poi faccio l'interno, disegno l'interno, uso la saldatrice e lì altre tecnice. C'è là in cima, ma devo andare su per cambiare la... Wow! Cosa 3 metri per 1,5, mi sembra che sia una cosa del genere. Colorato a fiamma come faccio io. Queste sono le famose gocce che ti parlavo prima. Fatte con la saldatrice, diciamo, sempre gocce di acciaio fuse sopra l'acciaio. Queste qua sono forme di energia, Andreas, per me. Questi qua sono bozzetti che io ho fatto in passato e poi realizzati più grandi in alcuni casi. Il centenario delle scuole di Montorso. Questo mi piace, Qua ci potrebbe essere il calice di spritz, guarda qua, è perfetto. Tavolo scultura, questo è il suo titolo, no? La base è tutta quanta fatta geometrica, irregolare in questo modo, con il gioco di irregolare delle lamine contorte sotto. Questo è l'infinito con 3 lamine che avvolge. Una cosa molto interessante come quadro. Questo qui è la piazza di Arzignano, da quale ho fatto una mostra all'interno del Bar Nazionale qualche anno fa. Queste gocce vengono realizzate con la saldatrice e poi faccio tutti questi effetti. Cioè nel lavoro normale sarebbero errori. Queste sono roselline, sempre da regalo, così, che realizzo con la scatolina. Questa è la Basilica Palladiana di Vicenza? Questa è la Basilica Palladiana di Vicenza. Sì, questo è un altro quadro che ho fatto. Questo è il ponte di San Francisco. Io l'ho chiamata la chiave del destino, la chiave di violino e pentagramma. Poi chi è che decide di metterci, che note metterci, dove metterle, come metterle? No, siamo noi che decidiamo bene o male cosa vogliamo fare. Questo invece è un altro settore, perché mi piace, secondo me mi piace creare comunque farfalle d'arredo per dare pareti intere. Sono sempre realizzate con le gocce della saldatrice, sempre colorate con il calore, e sono farfalle stupende. Queste appese alla parete danno un tocco di vita veramente. La Madonna, quello è il leone marciano? Esatto. Mamma che... è enorme. L'ultima opera che ho realizzato in questi giorni, ho terminato in questi giorni, però è un'opera che mi è costata 6 mesi di lavoro e 1 anno di progettazione anche. Qua arriviamo a 4 metri di altezza e lungo 6 metri, e tutto quanto in acciaio inossidabile. Gli hai colorato tutta la criniera? Esatto, anche qui il mio tocco del calorismo, anche la copertina del libro, tempo e dedizione, perché qua a volte veramente vai in crisi anche di
caspita, come faccio adesso? Le ali si smontano, si può smontare anche la testa, si può smontare la coda. E a me piace valorizzare il territorio. Qui a Montecchiumaggiore ci sono 2 castelli. Questi sono i castelli Giulietta Romeo. C'è il dettaglio del balcone di Giulietta, eccolo là. Sì, questo è un altro leone, questa è la Sfinge, però che rappresenta il logo della regione Veneto. Infatti il viso non è un leone, ma è il viso un po' umano, così mix umano. Allora questo qua è nato perché l'anno scorso sono andato in fiera a Milano, Artigiani in Fiera si chiama. Quello che spero di trasmettere è far arrivare energia, calore e motivare le persone in qualche modo. Sento questa cosa che io devo trasmettere, questi messaggi che ho dentro. Questo è dar calore, appunto. Cosa provi la mattina quando entri qui dentro? Carica.